Sta circolando da qualche giorno nelle chat di WhatsApp ed è diventato virale. Si tratta di un video amatoriale di 27 secondi che riprende una coppia impegnata in un rapporto sessuale in Prato della Valle a Padova davanti agli occhi di tanti che stavano passeggiando. La luce è quella del tramonto, segnale che la coppia non ha aspettato nemmeno il calare del buio per lasciarsi andare ai bollenti spiriti. Nell'unico fermo immagine si vedono chiaramente un ragazzo e una ragazza che in mezzo alla gente consumano un rapporto sessuale. Dopo la foto della coppia nuda e avvinghiata sotto i portici di via Roma, queste nuove immagini di comportamenti scabrosi alla luce del giorno in pieno centro storico fanno ancora discutere. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Se la coppia immortalata durante il rapporto sessuale dovesse essere rintracciata e identificata, rischia di dover rispondere di atti osceni in luogo pubblico. Intanto la minoranza si è scatenata contro l'amministrazione accusando i servizi sociali. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina promette massimo impegno della polizia locale per vigilare su questi fenomeni. Il capogruppo in consiglio comunale della lista Giordani parla di episodi isolati. Non penso che siano episodi sul quale la minoranza possa aprire una polemica. Sono episodi isolati, secondo me, dovuto, ripeto, a problemi sociali personali di queste persone, però questo non significa che naturalmente non dobbiamo monitorare le aree dove sono accaduti questi eventi e quindi cercare di adottare tutti i provvedimenti, le precauzioni, prevenire altre situazioni similari.